Straordinario miracolo compiuto dalla Madonna di Lourdes. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di uno straordinario miracolo che ha compiuto la Madonna di Lourdes. Riguarda questo miracolo una signora che non è di religione cattolica, è di un'altra religione e tuttavia ha sempre guardato con grande rispetto quelli che sono i dogmi e le devozioni della religione cattolica. Ebbene, questa signora si trovava nello studio di una aspettabile professionista quando a un certo punto si è resa conto che il suo telefono era scarico e ha cercato nella borsa il caricabatteria. A un certo punto, frugando nella sua borsa, ha trovato in essa un rosario e quindi alla cui estremità si trova, come in tutti i rosari, un crocifisso e praticamente ecco questo rosario recava l'immagine della Madonna di Lourdes subito dopo quella che è la parte introduttiva, no? Quelle tre Ave Marie, quel Padre Nostro e quel Gloria Patri e il Credo che si trovano nella catenella più corta. C'era quindi l'immagine della Madonna di Lourdes, quindi la signora è rimasta stupita perché appartiene ad un'altra religione e non ha assolutamente mai comprato rosari, non ha mai nella maniera più assoluta comprato rosari e tantomeno li ha messi nella sua borsa e non l'ha fatto neanche nessuno dei suoi amici e nessuno dei suoi familiari. E a un certo punto ha preso in mano questo rosario che si è ritrovata in borsa e lo ha fatto vedere alla sua amica professionista, la quale le ha detto molto stupita: sai, io ho fatto il voto di pregare ogni giorno la Madonna di Lourdes e non lo sto facendo. Questo che tu mi stai mostrando è proprio un segno che la Madonna mi sta dando di ritornare alla mia preghiera. Ha scelto te, ha scelto te che sei una persona di grande fede, anche se non coltivi la mia stessa fede, ti ha scelta per portare il messaggio e quindi per ricordare a me che devo far fede al mio impegno di pregare ogni giorno la Vergine Santissima. Ecco, e quindi è veramente straordinario come il nostro Signore veramente si serva di chiunque pur di compiere la missione che ha affidato a ciascuno di noi. Voleva che quella libera professionista pregasse e tenesse fede al suo impegno e ha usato una signora di confessione non cattolica per ricordarglielo facendo materializzare un rosario nella sua borsa. Bene carissimi, spero che questo racconto vi abbia commosso ed emozionato come ha commosso e emozionato me e vi ringrazio per aver prestato attenzione al mio racconto. A presto, tante benedizioni dalla Madonna di Lourdes.